Va ora in onda l'intervento del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la festa di Lega Romagna a Cervia. Al proverbiale marziano, 6 anni dopo, che cosa c'è? Allora, innanzitutto fatemi dire grazie, perché un giovedì sera vedere tutta questa gente qua in piazza, l'applauso fatevelo voi. Anche perché siamo in competizione, Daniele, con la puntata finale di Temptation Island. Quindi... E poi estrarremo 3 coppie qua che l'anno prossimo mandiamo sull'isola di Temptation Island. Quindi... però devono essere sciroccati come quelli che sono in televisione. E quindi abbiamo scelto un giovedì tosto, altro che la finale dell'Italia ai mondiali, la finale di Temptation. Però stiamo vincendo noi 2-0. Ma se finiamo fra un'oretta, potete andare a casa a vedere la fine comunque. Quindi teniamo tutte e due. Secondo, fatemi chiedere un applauso perché viene qua senza chiedere niente, senza avere niente, domani torna in ufficio, a Daniele Capezzone. Non è piaggeria, ma rispetto a tanti giornalisti con la puzza sotto il naso, i radical chic, evviva chi viene invece in mezzo alla gente di Romagna. Lo dico perché oggi un giornalista, non faccio nomi, ha scritto: Salvini per l'ennesima volta torna in Romagna. Cazzo, non pensavo fosse un reato andare in Romagna, e confesso il mio peccato: finché il buon Dio mi darà salute, finché campo, io torno in Romagna, che è una terra straordinaria, accogliente, generosa. Chiudo le premesse. Però tu mi parli di immigrazione. Sì, qua la metà della gente che ho intercettato facendo la passeggiata, mollando la bici lì e andando a piedi da là a là per andare a salutare in bar e in cucina, 1 su 2 mi chiedeva più rigore sull'immigrazione e i problemi della sicurezza, l'altro su 2 mi chiedeva di intervenire sugli stipendi, sul costo della vita e sulle pensioni. Quindi sono i 2 temi, penso, principali. Poi quando vai in Parlamento e senti che la gente parla del sesso degli angeli, capisci che il costo della vita, il carrello della spesa, la speranza lavorativa di tuo figlio e lo stipendio di oggi, l'Agenzia delle Entrate, Equitalia, la pace fiscale e poi la sicurezza. Me lo diceva il sindaco di Forlì: io vengo da Milano e ahimè è una città stupenda, straordinaria, per me la più bella del mondo, però come le grandi città ha i pregi e i difetti delle grandi città. Sapere che si accoltellano i quindicenni per strada anche qua a Milano Marittima, guarda caso proprio stamattina ero a Roma e le mando un enorme bacio a distanza a Napoli, in questo ideale gemellaggio fra Milano Marittima e Napoli, a proposito di giovani, di speranza, di criminalità e di sicurezza, perché abbiamo presentato 3 proposte di legge della Lega per istituire, ve ne dico solo una, il garante per i diritti delle vittime, perché c'è il garante per i detenuti. Però, e con chi l'abbiamo presentato questa proposta di legge? Con una mamma, Daniela Di Maggio, che ha perso un figlio ammazzato da un giovane camorrista a Napoli, e perdere un figlio giovane, bello, con la vita davanti, musicista, artista, per colpa di un criminale come gli altri, io glielo dicevo: tu non sei normale, sei eccezionale, perché se ti ammazzano un figlio senza motivo il pomeriggio in mezzo alla strada, la reazione naturale di una mamma o di un papà, quale posso solo lontanamente immaginare che possa essere? La chiusura, la rabbia, la paura, ce l'ho col mondo. Invece lei ha reagito nella maniera esattamente contraria, andando nelle scuole, parlando ai ragazzi di quello che non bisogna fare. Già grazie alla Lega e grazie al governo e al centrodestra abbiamo abbassato l'età per essere punibili, però per me il principio è uno: se accoltelli, se ammazzi e se spacci, anche se sei minorenne,
devi poter essere punito esattamente come un maggiorenne, perché non ci può più essere l'impunità. Poverino, c'ha 14 anni. Ma ormai vanno in giro col coltello a 13 anni. L'età di primo consumo di alcune droghe arriva a essere a 12 anni. Du desan, la seconda media. E quindi non è punitivo, però evidentemente ci vuole un po' di certezza della pena, e sull'immigrazione è questo. Tu mi dici che cosa porti a casa di questi 6 anni, perché ero ministro dell'interno e vice premier nel 2019. Sono vice premier e ministro dei lavori pubblici nel 2025. Cosa c'è di diverso? Qualche processo in più, che non consiglio, perché non lo consiglio per motivi economici, per motivi anche di spiegarlo ai figli e di raccontare. Pensavo di averla finita dopo 4 anni e mezzo di processo, 30 udienze, testimoni da mezzo mondo. Arriva a dicembre scorso, vado in tribunale a Palermo, Salvini è assolto perché il fatto non sussiste. Bloccare gli sbarchi dei clandestini è un diritto e un dovere e non è un reato. 268 pagine di sentenza del Tribunale di Palermo. Uno dice, basteranno 200, neanche Harry Potter, cioè 268 pagine. No, non bastano, perché la Procura di Palermo ha fatto ricorso direttamente in Cassazione, saltando l'appello. Lo dico ai non giuristi come me. Cosa vuol dire? È una roba strana che di solito non succede. È come se l'arbitro, con le due squadre che fanno 0-0 al 90° minuto, invece di andare ai supplementari, toglie i supplementari e li manda direttamente ai calci di rigore. E voi sapete bene che i calci di rigore è il lancio della monetina, eh? Può essere il migliore al mondo, ce lo ricordiamo Roberto Baggio piuttosto che Franco Baresi, può essere il migliore al mondo, però i calci di rigore o di qua o di là. Ecco, calci di rigore vuol dire che tendenzialmente intorno a novembre la Cassazione, in un giorno, perché il processo in Cassazione non dura mesi, dura un giorno, sceglieranno il giorno, facciamo caso che so, il 15 novembre. 15 novembre io vado col mio avvocato, fortunatamente è un'amica, la Giulia Bongiorno, altrimenti avrei venduto la casa e due rotule e mezza clavicola. E quindi in quella mattina entra l'accusa, entra le parti civili, entra la difesa, loro si ritirano e decidono. Quindi dalla mattina alla sera, e cosa posso decidere? Possono decidere due robe. Uno, confermano la soluzione. Dopo 4 anni e mezzo di processo, dopo 32 udienze, dopo centinaia di testimoni, abbiamo capito che una nave spagnola che raccoglie immigrati in Libia, a Malta, e non vuole andare in Tunisia, e non vuole andare a Malta, e non vuole andare in Francia, e non vuole andare in Spagna, e pretende di venire in Italia, chi commette il reato non è il ministro italiano che difende i confini, ma semmai a sbagliare e a sequestrare è il comandante spagnolo che usa gli immigrati per fare politica sulla loro pelle. Questo è. Quindi, ipotesi A, e Capezzone il giorno dopo scrive su Libero: la Cassazione conferma la soluzione, Salvini è uomo libero. Ipotesi B, la Cassazione accoglie il ricorso della Procura, cancella la soluzione, riapre il processo a Palermo, però lo riapre già dicendo non assolvetelo. La brutalizzo, Se ci fosse qua il mio avvocato mi direbbe: Matteo, stai zitto, Matteo, basso profilo, crediamo nella giustizia. Io lo dico perché quando sono entrato 30 volte in tribunale leggevo la legge è uguale per tutti. Diciamo che se sei di sinistra è un po' più uguale rispetto agli altri, tendenzialmente. E quindi se la Cassazione accoglie il ricorso ti rimanda in appello, però dicendo guardate che la soluzione era sbagliata, e quindi se non c'è la soluzione c'è la condanna. Qual è la cosa peggiore che può accadermi? Che mi diano quello che l'accusa ha chiesto, 6 anni di carcere. Per questo sto facendo lavorare i nostri operai, i nostri ingegneri,
per fare il più in fretta possibile il nuovo carcere di Forlì. Così almeno mi sto preparando un soggiorno romagnolo gradevole. No, uno sorride. Vi posso dire che quando mi è arrivata quella mattina che sono atterrato, sono decolato da Catania perché ero per lavoro in Sicilia e arrivavo a Milano a andare dai miei figli, quando ho visto che dovevo ricominciare magari altri mesi e altri anni per aver fatto il mio lavoro, un po' mi sono arrabbiato, un po' mi sono incazzato. Quello che sicuramente non otterranno mai è che io mi arrenda e perda la voglia di combattere. Questo mai. Piuttosto mi mandino in galera e combatto anche dalla galera se c'è bisogno. Ho 2 o 3 curiosità ancora su questa faccenda. La prima è la meno importante, così ce la spicciamo subito. Ma il Giuseppe Conte che ora fa il vago su questi temi, è lui o è un omonimo del Giuseppe Conte che alzava i cartelli col decreto Salvini? No, per sapere se è la stessa persona o un'altra persona, perché magari era un altro, insomma. Ma a processo hanno testimoniato, perché sono stati chiamati a testimoniare lui e Toninelli. No, e non si ricordavano. Io mi ricordo che sia l'uno che l'altro, ma tante volte alla domanda del giudice, ma io credo alla loro buona fede, capita a tutti. Chi è che uscendo di casa non si ricorda dove ha parcheggiato la macchina o non si ricorda dove ha messo il telefonino? E loro non si ricordavano di essere stati al governo. Capita, per carità di Dio, non è che uno si può ricordare proprio tutto. Ecco, non farei mai a cambio, perché per me la dignità non ha un prezzo e quindi mi spiace per loro. Ma d'altronde io domani vado via di qua, faccio Pesaro, Fano, Senigallia, Macerata, poi torno a Roma. A proposito di due facce di dimenticanze, ogni volta che un politico della Lega o di centrodestra, non dico viene arrestato, ma viene sospettato, viene indagato, PD e 5 Stelle, dimissioni, maledetto, ladro, corrotto, delinquente. Oggi hanno deciso che il sindaco di Pesaro, che è indagato, però è sicuramente innocente, e hanno deciso che il sindaco di Milano, e anche oggi ne hanno arrestati un tot, però sicuramente innocente. Questo cosa vuol dire? Che siamo diversi, non dico migliore, perché per me sì, il sindaco, l'ex sindaco di Pesaro del PD e il sindaco di Milano del PD sono innocenti fino a prova contraria. Fino a che non vengono condannati in 3 gradi di giudizio, sono italiani liberi e innocenti. E io non chiedo le dimissioni del sindaco di Milano perché è indagato, chiedo le dimissioni del sindaco di Milano perché è incapace di fare il suo lavoro, che è un'altra roba. Però vi ricordate l'anno scorso quando hanno arrestato il governatore della Liguria, Toti? Andate a rileggervi il giornale, PD e 5 Stelle, ladro, dimettiti, elezioni anticipate. E cosa abbiamo fatto noi? Dimissioni, elezioni anticipate, e abbiamo rivinto. Stasera il governatore della Calabria ha fatto una scelta coraggiosa e secondo me ha fatto bene, siccome anche lì cominciava il processo e le intercettazioni, i pezzettini sul giornale e lo spiffero. Sapete cosa ha fatto? E i politici raramente lo fanno. Stasera si è dimesso e si torna a votare a ottobre, perché la fiducia non la chiede ai magistrati, ma la chiede ai cittadini calabresi, perché in democrazia funziona così. Però, ripeto, a sinistra c'è una concezione diversa, quindi tu mi chiedi, ma Conte si ricordava che era il primo che rivendicava il blocco degli sbarchi? Sì, beh, d'altronde lo dico ma con affetto, perché provo anche simpatia umana. Il mediatore dell'Unione Europea per risolvere i problemi dei paesi del Golfo è Luigi Di Maio. Quindi, e infatti nel Golfo non sta succedendo niente, la situazione è tutto sotto, ma lo dico con Luigi Di Maio con affetto, perché comunque uno può avere le sue idee, però lo ritengo un ragazzo onesto e per bene. Per quello che riguarda i non mi ricordo,
ho un giudizio non politico ma morale diverso, me lo tengo per me. Loro non sono indagati, io sono indagato, ma non farei a cambio fra la loro e la mia dignità. Questo assolutamente no. Ecco, a proposito di giudizi morali e politici, lo chiedo non solo al leader politico, ma alla persona. Ma perché non si è trovato uno di sinistra che magari dicesse: io sono di sinistra, non condivido la politica di Salvini sull'immigrazione, ma la voglio battere nelle urne, e questa cosa, perché non si è trovato uno di sinistra in grado di fare un ragionamento di questo genere? Ma mi spiace anche per loro, perché lo diceva un grande politico del secolo scorso, che anche i più puri troveranno uno più puro di loro che li epurerà. Quindi è chiaro che quando fai battaglia politica in Parlamento puntando sui giudici, oggi mandi a processo Salvini, ma domani rischi di farti del male tu, perché facciamo l'ipotesi peggiore, ma non parlo di Matteo Salvini politico, padre, perché poi la cosa più complicata, quando rischi la galera, non è andare in Parlamento, andare in Consiglio dei Ministri, è spiegare a tuo figlio o a tua figlia che non devono preoccuparsi perché il papà comunque continua a tornare a casa, e quella è la cosa più spessa che magari qualche fenomeno di sinistra non ha capito. Però ripeto, il problema è che in caso di condanna di Salvini, sicuramente il problema personale è mio, poi magari non mi condannano a 6 anni, mi condannano a 6 mesi, a 2 anni, non lo so. Il minimo per andare in galera è 4 anni, quindi diciamo che mi sono dato la soglia, anche se ovviamente sono convinto di aver fatto solo il mio dovere e quindi conto sulla soluzione, e il mio obiettivo è la soluzione. Ma facciamo finta che per motivi politici mi condannino, ma dal giorno dopo qual è quel ministro che va in ufficio e firma un atto politico perché si era preso un impegno coi cittadini italiani, ma anche sugli stipendi, sulle pensioni, sulla scuola, sul carcere, sull'ambiente, sulla cultura, sulla caccia, sulla pesca, quando un domani magari trovi un pubblico ministero che ti indaga perché si alza male, e se in Parlamento trovi la maggioranza più uno che dicono vai a processo, e allora tutti vanno a processo. Non sarebbe una condanna per il segretario della Lega, sarebbe la condanna per la Repubblica Italiana, che sarebbe totalmente bloccata e ingessata. È questo che c'è in gioco, perché a sinistra, poi ti posso dire che silenziosamente sul cellulare ci sono parlamentari di sinistra che tengo per me perché non mi piacciono gli sputtana. Posso dire che i social secondo me servono per capire, per raccontare, per far vedere, anche per svagarsi. Posso dire che viviamo in un momento schifoso, e sentire gli audio di Raoul Bova piuttosto che vedere quei due poveretti sputtanati al concerto dei Coldplay è un momento di barbarie assoluta, perché sputtanare in piazza e mettere in piazza questioni private, poi uno può dire è quello ha sbagliato, è quello c'ha l'amante, è un problema tuo. E quindi a maggior ragione io tengo per me quello che c'è. In silenzio ci sono politici di sinistra, parlamentari di sinistra, ex ministri e sindaci che mi dicono hai ragione. E dico amico mio, però il WhatsApp con hai ragione per me conta zero. Quando in Parlamento hai alzato la manina dicendo a processo, però dai, siamo al 31 luglio 2025, sono qua, ho 52 anni, sono in buona salute, sono in mezzo a una marea di gente, ho 2 figli, ho una compagna straordinaria, faccio un lavoro che mi piace, non ho diritto di lamentarmi. Non ho diritto di lamentarmi. E allora però portiamoci avanti col lavoro, perché allora, l'onorevole Bongiorno non ci sente, va bene? Anzi, se ci sentisse la rassicuriamo dicendo che premettiamo la buona fede di tutti. Vabbè, ok. Però c'è un dato oggettivo. La decisione della Corte di Cassazione sarà poco prima, 1 mese prima, 2 mesi prima, 3 mesi prima, 4 mesi prima, ma sarà prima del referendum sulla giustizia. Realisticamente a settembre c'è il terzo voto delle Camere. Sono un ragazzo fortunato. Allora, arriverò in una coincidenza temporale. Dimentichiamo che si parla di lei, ma
oggettivamente quello è l'ultimo botto della campagna referendaria. Come si pone? Qualcuno se lo porrà il problema? Devi chiederlo ai giudici della Cassazione che decideranno, non devi chiederlo né a me né al mio avvocato. Diciamo che vista da fuori, mi metto nei panni di uno di voi, perché magari qualcuno pensa, beh, hai fatto il ministro, sono rischi del mestiere. Certo, certo. Quando ho cominciato a fare il ministro dell'interno, e vi ricorderete che negli anni precedenti, 2017, 2016, ne arrivavano non a migliaia, a centinaia di migliaia, perché c'era la prassi, il barcone francese, tedesco, spagnolo sta arrivando in Italia, in che porto lo mandiamo? E il ministro doveva dire, non so, lo mandiamo a Lampedusa, lo mandiamo in Puglia, lo mandiamo in Calabria, lo mandiamo ad Augusta. Io ero ministro da poco, era giugno, avevo giurato a inizio giugno. Al quarto barcone che arriva, che mi chiamano dal ministero, ministro, c'è sta barca spagnola, era l'Aquarius, con 400 clandestini a bordo, in quale porto la mandiamo? E io ho detto, scusi, ma è uno, è due, è tre, ma perché dobbiamo farla arrivare in un porto italiano se la nave è spagnola? E perché si è sempre fatto così. Però se uno sceglie la Lega, sceglie di fare esattamente quello che non si faceva prima, perché se devo chiedere la fiducia degli italiani per fare quello che facevano gli altri, e allora votate gli altri. Ho detto, sapete cosa c'è? Gli dite che non c'è nessun porto disponibile. Risultato, 10 giorni di tira e molla, a mio rischio e pericolo, perché, ministro, lei sa che qualcosa rischia, però se io sono convinto di fare qualcosa di giusto, tiro dritto. La Spagna dopo 10 giorni disse, vabbè, la nave spagnola me li prendo io. E da lì cambia il mondo. E da lì riducemmo del 90% gli sbarchi. Sapevo di rischiare qualcosa? Sì. Però questo vale per il lavoro di ciascuno di voi domani. Uno fa l'insegnante, fa il medico, l'infermiere, il barista, il poliziotto. Il tuo lavoro o lo fai a pieno, con entusiasmo, qualunque sia, oppure non te lo merito fino in fondo lo stipendio. Quindi che cosa succederà? Sapevo di rischiare? Sì. Ritengo di aver fatto solo il mio dovere? Sì. Sono orgoglioso di aver salvato migliaia di vite? Sì, perché apro una piccolissima parentesi. Al di là di non averne fatti sbarcare centinaia di migliaia, ne abbiamo salvati migliaia in mare perché i compagni che dicono c'è posto per tutti hanno sulla coscienza migliaia di morti sul fondo del Mar Mediterraneo, perché più ne partono e più ne muoiono. E quindi sì, sarò nel bel mezzo della battaglia referendaria e io farò campagna per dire che separare le carriere di chi indaga e di chi giudica è sacrosanto, ma vado oltre. Non c'è in questa riforma, ci abbiamo provato come Lega al referendum, ce l'hanno fermato e lo riproporremo. Io sono convinto che come tutte le altre lavoratrici e i lavoratori, che se sbagliano pagano, anche il giudice se sbaglia deve pagare. Personalmente, non a carico della collettività. Perché, Daniele, tu lo sai, i numeri dicono che ci sono 1000 italiani normali arrestati ogni anno e poi scarcerati, non ministri o giornalisti, insegnanti, poliziotti, pensionati. 1000 all'anno vuol dire 3 al giorno. Vuol dire che oggi in Italia, stando alla media, 3 italiani normali sono stati arrestati e fra qualche mese o fra qualche anno, pacca sulla spalla, mi scusi, abbiamo sbagliato. E intanto hanno perso la famiglia, hanno perso il lavoro, hanno perso la stima dei figli. E se quel giudice sbaglia con dolo, chi paga? Voi. Perché pagano gli italiani? No, amico mio, se sbatti in galera una persona perché la vuoi sbattere in galera in barba alla legge, ne paghi tu personalmente le conseguenze, perché non può esserci una categoria di impuniti. Quindi finirò nel mezzo di questa campagna elettorale e decideranno loro politicamente e in punta di diritto, ovviamente, perché la legge è uguale per tutti e ho piena fiducia nella magistratura italiana, se varrà la pena di assolvermi o di condannarmi. A proposito, così chiudiamo questa parte e andiamo. Allora, ma
non è che oltre a tutte queste cose c'è nella riforma che state facendo bene una cosa che fa impazzire tanti, questa cosa del sorteggio al Consiglio Superiore della Magistratura, che vuol dire, diciamocelo chiaramente, che finisce il gioco delle correnti, può essere sorteggiato quel magistrato, quel magistrato, quel magistrato. Poi penso che sia uno dei punti della riforma che dà più fastidio alla sinistra che ha occupato i tribunali, perché oggi i sindacati le correnti ci stanno, per carità di Dio, nelle altre professioni, però essere promosso perché sei di sinistra, andare a fare il procuratore capo perché sei di sinistra, essere mandato in Cassazione o al Consiglio Superiore della Magistratura perché sei di sinistra, non è corretto, perché sono anche tanti giudici senza una tessera di partito in tasca, che però non vengono valorizzati perché non fanno parte di quel gruppo là. Ecco, togliere il fatto che a decidere chi va al supremo organo, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che è quello che giudica i giudici. Voi capite che però se c'è un giudice di sinistra che sbaglia e deve essere giudicato dal suo collega giudice di sinistra, il CSM, è amico mio Campacavallo. Se invece di essere nominati per correnti vengono nominati per sorteggio, tu capisci che togli un bel potere contrattuale. Ve le ricordate le intercettazioni di Palamara? Lì mandiamo Tizio, lì mandiamo Caio, e mio cugino, e mio cognato, e mia sorella. Ecco, col sorteggio diciamo che gli scombussoli un po' i piani, è per questo che stanno reagendo in maniera così veemente. E nessuno mi toglie il dubbio, questa è una mia libera interpretazione, che ogni tanto ne indaghino qualcuno a sinistra per dire: vedete che indaghiamo a 360 gradi? E poi invece ci siamo capiti, se no mi arrestano prima del dovuto. Fermiamoci prudentemente qua. Fermiamoci prudentemente. No, invece però nel suo intervento d'esordio lei diceva: mi chiedono dell'immigrazione e poi mi chiedono di tasse, economia, lavoro. E allora andiamo a questo secondo versante. A questa legislatura mancano 2 leggi di bilancio. Che cosa propone la Lega e che cosa farà il governo su tasse, economia, eccetera, questa volta e poi l'anno successivo? Allora, 2 riflessioni al volo. Innanzitutto, non per merito del governo, ma per merito degli imprenditori e dei lavoratori italiani, oggi sono usciti i dati sull'occupazione, c'è la disoccupazione ai minimi storici, anche la disoccupazione giovanile ai minimi storici, e c'è il record di gente che lavora. Ripeto, non è merito del governo, quantomeno noi non abbiamo disturbato, abbiamo, è vero, messo decine di miliardi di euro per cercare di portare un pochino più su gli stipendi. So perfettamente che non è abbastanza, perché con l'inflazione, col caro bollette, col Covid, con la guerra in Ucraina, con la guerra in Medio Oriente, gli stipendi del 2025 non sono adeguati a quelli che erano gli stipendi degli anni 80 e 90 del secolo scorso. Quindi non basta che ci siano tanti posti di lavoro, anche gli stipendi devono crescere di conseguenza. Quindi 2 ragionamenti che sta facendo la Lega. 1, la pace fiscale. Ci sono milioni di italiani che hanno una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate sul comodino che non riusciranno mai a pagare. È più intelligente chiedere loro di pagare in 10 anni, togliendo le sanzioni e gli interessi, quello che altrimenti non ti pagheranno mai nella vita. Stralciare le cartelle di Equitalia, incassare quello che si può e far tornare a lavorare e a respirare queste, che non sono solo autonomi, sono anche lavoratori dipendenti, perché c'è gente che magari ha avuto un brutto divorzio, ha avuto un brutto incidente, non ce l'ha, ha fatto la dichiarazione dei redditi, non è riuscita a pagare tutto quello che doveva e la cartella che era di 30.000 euro diventa di 40, di 50, di 80, sei fottuto, ti pignorano la casa. Abbiamo ottenuto un bel risultato settimana scorsa come Lega, perché le banche ogni tanto non sono la soluzione del problema, ma sono il problema. Abbiamo sancito l'obbligo per le banche di dare il conto corrente a chiunque lo richieda, perché c'erano banche che non ti davano neanche il conto corrente se avevi avuto dei problemi.
E Daniele, lo sai che oggi senza conto corrente sei un uomo morto. Stipendio, pensione, problemi medici. Quindi innanzitutto tutti devono poter andare in banca a chiedere il conto corrente. Avete letto gli utili delle banche di questi primi 6 mesi? Non faccio nomi e cognomi. Unicredit, primi 6 mesi di quest'anno, 10 miliardi e mezzo di utile. Ma non gli utili delle banche popolari o del credito cooperativo degli anni 80 che facevano utile perché prestavano i soldi all'imprenditore giusto, questo aveva successo e te li restituiva. Adesso sono buono anch'io di fare il banchiere come li fanno loro. Presto poco, non a chi ha bisogno, ma a chi ha già garanzie sufficienti, e se qualcosa va male è lo Stato che mi garantisce e mi rimborsa. Amico mio, di fare il banchiere così sono buono anch'io, motivo per cui stiamo ragionando non su una tassa, perché la parola tassa mi fa caponare la pelle, ma stai facendo decine di miliardi di euro di utili, perché andate a controllare a casa quanto vi viene di interesse sui soldi che avete sul conto corrente? 0, quanto vi chiede la banca se andate a chiedere un mutuo o un fido domani in banca? 4, 5, 6, 7? È chiaro che se a quelli che mi danno i soldi do lo 0, di interessi, a quelli cui do i soldi chiedo il 5 di interessi, è chiaro che faccio miliardi di utile. Non una tassa, ma un contributo volontario e spontaneo delle banche da redistribuire a tutti gli altri lavoratori e imprenditori italiani. Questo è qualcosa a cui stiamo lavorando e sono convinto che lo porteremo a casa. Terzo passaggio, la flat tax per le partite IVA, gli artigiani e i lavoratori autonomi, che la Lega ha voluto, che adesso arriva fino agli 85.000 euro di fatturato. Noi la vogliamo portare almeno ai 100.000 euro di fatturato, perché più la gente lavora, più la gente investe, più la gente fattura, più lo Stato incassa, molto banalmente. Dov'è il problema? L'Europa. Anche qua l'Europa ci dice non puoi fare la tassazione agevolata al 15% oltre gli 85.000 euro. Ma noi abbiamo fondato la comunità europea perché ci venga a dire a chi possiamo abbassare le tasse o no? Ecco, sentivo che ne parlavano prima. Sicuramente Trump a modi bruschi e si pone in maniera originale e fa gli interessi non degli italiani ma degli americani. E qualche giornalista si stupisce. Mi stupirei io se Trump facesse l'interesse degli italiani a danno degli americani. Ma il problema dei nostri imprenditori, dei balneari di Cervia, dei pescatori di Chioggia, degli agricoltori delle valli romagnole, non sono i dazi che forse Trump metterà, è una burocrazia imposta dall'Unione Europea che dobbiamo cancellare e azzerare perché non ha senso di esistere. E la Bolkestein, e cambia il motorino, e cambia il furgoncino, è quello. E tanto ho fiducia in Giorgia Meloni e in questo governo, tanto ritengo che sia la donna sbagliata nel posto sbagliato Ursula von der Leyen, che non è all'altezza di rappresentare né me né voi. A proposito di Ursula von der Leyen, però, guardando i giornali di questi giorni, sembra quasi che il titolo sia Ursula chi, cioè tutti fanno finta di non conoscerla. A me sembra che voi abbiate sempre votato contro di lei nella vecchia legislatura e nella nuova, però chi criticava la von der Leyen fino a 10 giorni fa era un cane in chiesa. La cosa incredibile è che questa Commissione europea, come la scorsa Commissione europea, sono nate per volontà del Partito Democratico, che a Bruxelles vota la von der Leyen e poi a Roma dice che è colpa nostra. Chi ha votato la sfiducia alla von der Leyen settimana quell'altra? Noi, non altri. Quindi sentire lezioni dalla Schlein e da Renzi, che sono i burattinai delle commissioni europee, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, onestamente. Ma già, voglio dire, ma vai a trattare una trattativa delicata con un tizio che mi sembra si sappia far valere
nel suo resort nel campo da golf in Scozia dopo la Brexit. Cioè già questo ti dice il fatto che non parti esattamente avvantaggiata. Però togli i dazi, che non sono mai una buona notizia. La von der Leyen domani mattina, venerdì 1 agosto, potrebbe azzerare il Green Deal? Sì. Cosa vuol dire Green Deal? Che voi fra qualche mese, se avete la caldaia vecchia, dovete cambiare la caldaia e costa. Se avete la casa in classe energetica che non è A, B o C, e qua io mi sono fatto una cultura di classi energetiche, anche qua fra qualche anno dovete cambiare la classe energetica, il che vuol dire che chiami gli operai, chiami i falegnami, cambi gli infissi, cambi le porte, cambi le solette, cambi il controsoffitto, cambi la caldaia, spesa media 50.000 euro a famiglia. Ma vi par normale che con 2 guerre in corso, i dazi e Trump, la von der Leyen pretenda che gli italiani cambino macchina, cambino moto, cambino furgone e cambino casa? Il problema dei nostri imprenditori non è a Washington, il problema dei nostri imprenditori è a Bruxelles e dovete darci una mano a cambiare Bruxelles. E col gruppo dei patrioti ci stiamo provando. Ecco, a proposito, ma che cosa deve succedere? No, la moglie bisogna vedere in che classe energetica è. Non è che si può cambiare così. Se in classe A te la tieni. Se posso dirle, stia attento che sua moglie le fa il cappotto termico stasera. Poi stia attento. No, ma ecco, ma che cosa deve succedere? Indagato per sessismo, occhio che ti portano via. Una donna che attacchi il marito, forza, ne abbiamo bisogno, se no fanno il servizio domani. No, ma sei sempre te però. Adesso... No, che cosa deve succedere per rottamare il Green Deal e anche l'altro gabbione che è il patto di stabilità? Cioè adesso cambia il mondo, 2 guerre, i dazi eccetera. E il problema è che dovrebbero riconoscere che per 5 anni non hanno capito niente. E a quanti fa piacere dire mi scusi ho sbagliato? Alzi la mano chi gode nel dire mi scusi ho sbagliato. È umanamente comprensibile. A volte è capitato anche a me in passato, non per motivi politici, per motivi magari familiari. Sapevo di aver sbagliato, avevo la coscienza sporca, ma ovviamente mai lo vado a riconoscere. Ecco, però se lo fai sullo studio, in università, con gli amici, al calcetto, giocando a burraco, se lo fai lì non è che fai danno al tuo socio al massimo, se giochi a burraco. Quando giochi con la vita e col portafoglio di 500 miliardi di persone, se sai di aver sbagliato e continui nell'errore, sei in malafede, perché è chiaro che se tu dici, e l'hanno deciso 5 anni fa, dal 2035 tutte le auto benzina e diesel devono essere rottamate e tutti dovranno andare in giro con l'auto elettrica, e dopo 5 anni ti accorgi che stai spalancando il tuo mercato alle auto cinesi e le fabbriche in Germania, in Francia, in Italia, in Belgio stanno chiudendo, è chiaro che hai sbagliato qualcosa. E se te ne accorgi nel 2025 e se sei in buona fede, cosa dici? Stop, fermi tutti. Abbiamo fatto una cazzata, dire che solo le auto elettriche sono sane aiuta solo i cinesi, che peraltro per fare le auto elettriche stanno inquinando come mai nella storia dell'uomo. Dici scusate, abbiamo sbagliato. C'era Timmermans, c'era Tizio, c'era Caio, porto al Parlamento europeo il fatto che nel 2035 uno può andare in giro con l'auto elettrica, con l'auto a metano, col GPL, col benzina, col diesel, col truttore, col monopattino, no, anzi col monopattino no, perché rompo le palle, quindi con tutto il resto tranne il monopattino. E mi viene il dubbio che non lo facciano per motivi economici, perché qualcuno da questo enorme errore probabilmente ci sta guadagnando miliardi di euro. E la vicenda che sta venendo fuori, Pfizer, Covid, diciamo che qualche dubbio te lo fa venire, perché ho messo in pagina, è sempre un tema delicato
con migliaia di morti da piangere, quindi non è da tifoseria, sì vax, no vax, forse vax, è da affrontare in termini scientifici. Quando un primario di chirurgia di Roma, il professor Roy De Vita, ha fatto questa settimana un video che ho ripreso partendo da uno studio di un professore dell'Università di Stanford, quindi non di un passante a Milano Marittima, Stanford, Roma, social, che dopo anni ci va a dire che fra gli 0 e i 19 anni è stato più un danno che un'utilità il vaccino obbligatorio, non significa essere Novax, significa che probabilmente qualcuno in quel frangente non ha seguito criteri scientifici, ma ha seguito altri tipi di ragionamenti, e spero che tutto venga alla luce, perché quando in ballo c'è la salute di bambini, perché è vero che i vaccini sopra una certa età hanno salvato migliaia di vite, fuori dubbio, ma l'obbligo vaccinale per i bimbi di 4, 5, 6, 8 anni qualcuno me lo deve ancora spiegare e qualcuno me lo deve ancora raccontare. E guarda caso c'era lei a trattare con le grandi multinazionali del farmaco come c'è lei oggi a trattare con Trump e a decidere delle auto, delle caldaie, delle spiagge, degli ombrelloni, dell'agricoltura. Apro una piccolissima parentesi: nel bilancio proposto da Ursula von der Leyen per i prossimi 7 anni della Commissione europea, all'agricoltura europea vengono tagliati 84 miliardi di euro. Faremo le barricate per evitare che si tagli un solo euro agli agricoltori e ai pescatori italiani, che ci portano da bere e da mangiare in tavola tutti i giorni. È sempre lui, te la mandiamo come moglie, guarda che se vai avanti così te la segniamo. Qualche domandina politica. Come va con Fratelli d'Italia e Forza Italia? Bene, anche con Maurizio Lupi. Devo dire che più i giornali ogni giorno si inventano fantasiosi retroscena sulle divisioni del centrodestra, più ci danno la voglia di lavorare bene e insieme. Arriveremo al 2027 e vogliamo rivincere per governare almeno fino al 2032. Questo è l'obiettivo che abbiamo. Come finisce in Veneto? Come finisce in Veneto? Io ti do il mio punto di vista, la mia speranza e la mia ambizione. Squadra che vince non si cambia, e quindi nelle Marche c'è giustamente ricandidato il governatore uscente di Fratelli d'Italia. In Calabria immagino ci sarà giustamente candidato il governatore uscente di Forza Italia. Con Luca Zaia e la Lega il Veneto è un modello di buon governo da tanti e tanti anni in Italia e in Europa, quindi se squadra che vince non si cambia nelle altre regioni, immagino che anche la Lega possa mettere a disposizione un suo amministratore per continuare a governare bene come ha fatto Luca Zaia in questi anni. Penso che sia un ragionamento. Una domanda. L'altra volta, 2022, gli altri hanno fatto, diciamo, al centrodestra il regalo di dividersi in 3. La sua valutazione è che stavolta si ammucchieranno tutti? Cioè che stavolta alla fine della fiera dai centristi... Sì. Io penso che nel nome del tentativo di conquista del potere, e non ci riusciranno lo stesso, andranno tutti insieme. Ma guarda cosa è successo a Taranto. Non l'avrete seguito perché ovviamente per me è un mestiere, per voi il mestiere è altro. A Taranto si è votato per le elezioni comunali qualche settimana fa, cos'era? Giugno. Siamo a luglio, Si è votato a giugno di quest'anno e c'era il candidato della Lega e del Centrodestra Unito al ballottaggio. Di là si sono messi insieme tutti quanti, tutti quelli di sinistra, mezza sinistra, ultrasinistra, supersinistra, che non andavano d'accordo su niente a partire dall'Ilva, però si sono messi tutti insieme, hanno vinto di poco al ballottaggio, è passato un mese e il sindaco di Taranto si è dimesso.
Dopo un mese, perché pezzi di sinistra lo minacciavano sull'Ilva. Ma lo sapevi anche un mese fa, amico mio, a Milano, dove anche lì sono tutti insieme. Settimana l'altra Sala si è preso un weekend di riflessione per decidere mi dimetto o rimango lì. Alla fine era scontato, ha detto mi sacrifico e rimango lì. E cosa gli ha detto quelli del PD? Sì, rimani lì, però ci vuole un grande cambiamento nell'amministrazione. Ma cazzo, è 15 anni che governate a Milano e chiedi a te stesso, rimani lì, però ci vuole un grande cambiamento di rotta. Per loro il potere è il fine. Per me il potere è un mezzo, perché se prendo i voti da ministro delle infrastrutture posso fare anche in Emilia-Romagna quelle strade che i compagni vi hanno promesso per 50 anni e non hanno mai fatto per 50 anni. Quindi il potere a me serve. Faccio un esempio, Daniele, molto concreto, che non finirà mai dalla Gruber o da Vespa o da Mentana. La diga di Vetto è una diga nel cuore dell'Appennino reggiano che non c'è, di cui in Emilia gli agricoltori sentono parlare da un secolo, perché serve per dare poi l'acqua alle zone che poi danno il parmigiano reggiano che poi vendi in tutto il mondo. Se non fai quella diga, fra un po' con la siccità e il cambiamento, tu smetti di fare quel formaggio. È un secolo che la promettono, noi siamo qua da 2 anni e mezzo, il ministro, togli il ministro Salvini, il ministro dei lavori pubblici ha trovato i milioni di euro per la progettazione. Questa settimana abbiamo nominato il commissario, che è un professore universitario di Reggio Emilia. Entro agosto ho chiesto il progetto perché voglio arrivare a fine mandato con l'avvio dei lavori della diga di Vetto dopo un secolo di mancate promesse agli agricoltori reggiani. Mercoledì, se tutto va come va, per non stare solo in Emilia Romagna, poi c'è la Campo Galliano Sassuolo, c'è l'alta velocità, c'è il nodo di Bologna, insomma ce ne sono di robe. Però mercoledì, e se ne parla non da un secolo, se ne parla da 2000 anni, se tutto va come va, portiamo all'approvazione del progetto definitivo, e ci aveva provato l'unico che aveva attraversato quel tratto di mare, era stato un console romano, Lucio Cecilio Metello, nel 200 e passa avanti Cristo con gli elefanti. Poi, secondo la storia cattolica, anche San Francesco di Paola col mantello l'ha attraversato, ma non abbiamo dei video a supporto. E poi ci ha provato Ferdinando II, ci aveva pensato Carlo Magno, ci aveva pensato Mussolini, era uno degli obiettivi di Berlusconi, poi per 1001 traversie in questi secoli nessuno ci è riuscito. Mercoledì l'obiettivo è di approvare il progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina, che sarà un'opera ingegneristica che darà lustro all'Italia nel mondo. E a me il potere serve per fare quello. Piccola parentesi, si stimano 120.000 posti di lavoro creati in tutta Italia con quel cantiere, e l'Italia record mondiale di un sindacato, non faccio nomi, la CGIL, che dice no a un'opera pubblica che dà lavoro a decine di migliaia di operai. Perché, come è un problema la magistratura di sinistra, uno dei principali problemi per i lavoratori e gli operai sono quei sindacati che badano solo alle tessere e al loro potere e al loro guadagno personale, e non al rinnovo dei contratti dei loro rappresentati. E siamo vicini alla chiusura, le chiederò tra poco proprio di chiudere sul suo ministero, del quale si parla secondo me troppo poco rispetto a realizzazioni importantissime. Ma prima però una domanda veramente difficile, non al leader della Lega, che ha spiegato poco fa delle proposte economiche e fiscali secondo me molto convincenti, ma all'azionista del governo e della maggioranza. Domanda difficile e mi rendo conto anche un po' insidiosa, ma rispetto alla prospettiva di tutti gli altri che nel 27 si mettono insieme, parliamoci chiaro, il governo non deve cercare di fare qualcosa di più ceto medio
quelli che prendono più di 50.000 euro lordi l'anno, che vuol dire 2.000-2.500 netti al mese, proprietari di case, lavoratori del privato, partite IVA, cioè per una serie di ragioni anche comprensibili tutti gli interventi sono stati sulla fascia bassa. Quelli un poco sopra, il piano di sopra, quelli che potrebbero rilanciare i costi, lei vede il rischio che dicano ok, io sto a destra e naturalmente non mi fanno errori, so che dall'altra parte sarebbe un disastro, però vorrei qualcosa di più. Hai assolutamente ragione, la domanda è fondata e stimolante, anche perché, vado a memoria, il 51% del gettito che lo Stato incassa arriva dalla fascia di reddito che dichiara fra i 20 e i 50.000. Quella che era la classe media, 20 e 50.000 vuol dire fra i 1.500 e i 4.000 euro di stipendio al mese, lordo, che uno una volta dice, cacchio, con 3.000 euro lordi al mese, i vecchi 6 milioni al mese. Ricordo ai tempi dei miei genitori, io sono del 73, quando sentivo loro parlare negli anni 70, 80 e 90, con 6 milioni al mese eri un signore, che ti cambiavi la macchina quando volevi e che i soldi via per la seconda casa da lasciare ai figlioli li avevi. Oggi con 3.000 euro al mese, se hai l'ambizione di far studiare tuo figlio fuori sede, sei fottuto, perché Milano piuttosto che Roma o Bologna, con meno di 700-800 euro, ma proprio accontentandoti, trovi un posto sul divano letto in 4 in cantina. Quindi è chiaro che per la fascia sotto i 20.000 si è fatto tanto, non tutto ma tanto, e in passato anche sbagliando, perché i danni del reddito di cittadinanza li si stanno pagando ancora adesso. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 13 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Sono famosi in tutto il mondo. Diamo il benvenuto ai Fantastici 4. Mr. Fantastic, la donna invisibile, la torcia umana. Ti amo, Johnny! E la cosa. Ehi, che ore sono? Di quella cosa! Non è una frase che dico di solito. È tempo di distruzione! Lo dico solo nel cartone. Ehi, piccola, ferma! Che vuoi, ragazzina? Farti il culo. Chi sei tu? Frank Drebin, squadra di polizia. La nuova versione. Ecco qua, la prima auto a guida autonoma della squadra di polizia. Vai avanti di 10 metri. Oh, Dio! Io dico che qui cade tutto a pezzi. E le vacanze iniziano tra pochi giorni. Facciamo qualcosa. Rigorosamente in famiglia. Andiamo, ragazzi, sarà un'avventura. Pronti a partire! Sono così felice che stiamo tutti insieme. Ehi, ragazzino. Ehi! Fuori di qui! Andiamo via e subito! Capisco che volevi proteggere tua sorella, ma ci sono altri modi per gestire le cose. Ho lasciato il telefono. Hutch, no! Che cavolo, Hutch? Il primo giorno. Credo di essermi imbattuto in qualcosa. Sei in vacanza in una vecchia zona di contrabbando, piena di droga, agenti corrotti e con una donna che controlla tutto. Non avrai portato lì la tua famiglia, vero? Sì. Ti conviene ridimensionare la situazione.
Tridimensionale. Niente escalation. Ragazzi, non voglio battermi, sono qui in vacanza. Trovate questo nessuno, fate terra bruciata. Voglio solo una pausa. Lei non sa essere un padre di famiglia qualsiasi. Sistema questo casino. Ti ho detto, sono in vacanza! Nel villaggio dei Puffi ogni giorno è una festa. Ogni puffo ha un compito, come Brontolone. Io odio avere un compito! Influencer. Yamanda, siamo live dal villaggio dei Puffi! Io, la puffa più drip di tutti. Così si fa, ragazzi. Nel villaggio dei Puffi va tutto alla grande! Oh, cos'è quello? Ascoltatevi, Puffi, le vostre vite sono in pericolo! Il villaggio non è più sicuro! Andate nel mondo reale! Oh, santi Puffi, hanno rapito Grande Puffo! Dobbiamo scoprire chi è stato. Salviamo Grande Puffo. Facciamo un puffiferio. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Perché purtroppo anche oggi, facendo due passi, sono arrivato un attimo prima, ho fatto due passi in spiaggia e alcuni imprenditori che mi hanno fermato di Parma e Lombardi mi hanno detto: noi vorremmo assumere ma non troviamo. E io gli chiedo, siccome poi ci sono quelli di sinistra, perché sfruttano, perché sottopagano, ma arrivano a pagare per un cameriere 2.500 euro. Certo, te chiede Laura e il sabato e la domenica, perché non è che il ristorante abbia tutto esaurito il mercoledì a pranzo, e quindi non riescono. Ma i camionisti, passo al mio settore, è chiaro che è un mestiere difficile, quello del marinaio o del camionista, perché stai 3 mesi lontano da casa, perché guidare un camion è complicato, però si sta parlando di stipendi da 4-5 mila euro al mese, 8-10 milioni delle vecchie lire, quindi sulla fascia ultra bassa, che poi hai le esenzioni, che poi non paghi nulla, che poi hai la sanità, che poi hai il bonus scuola, che poi hai il bonus affitto, che poi hai le case popolari. È chiaro che lì c'è una certa offerta. Su quelli da 30, 40, 50, 60 mila euro, lì c'è il buco, e hai perfettamente ragione. E quindi abbiamo 2 leggi di bilancio per andare a cercare di colmarlo questo buco. La volontà c'è, le idee ci sono. Qual è anche lì il problema? Se l'Europa non allenta, io dico azzera, ma non allenta i criteri rigidi del patto di stabilità, io non posso aumentare gli stipendi, perché devo decidere se posso investire in sanità, in scuola, in stipendi o in pensioni. Ma io mi domando, se per la von der Leyen fino a qualche settimana fa, poi il dibattito è sparito, si dovevano spendere 800 miliardi di euro per comprare le armi, sforando ai patti di stabilità, e non possiamo spendere il diamine di soldi che vogliamo per aumentare stipendi e pensioni in Italia. Se potevo spenderli per le armi, sentivo che è un tema delicato, perché anche lì, anche oggi, Salvini amico di Putin, ma io vorrei semplicemente una convivenza pacifica e civile fra Israele e Palestina, fra Russia e Ucraina, fra tutti i popoli in conflitto. È certo che ogni invio di armi avvicina o allontana la pace. Questo è il ragionamento. Noi abbiamo sempre approvato come Lega tutte le sanzioni, tutti gli aiuti economici, sociali, sanitari, militari, umanitari, però lo posso dire perché la società Milano Cortina che fa le infrastrutture olimpiche dipende da me. Il 6 febbraio mezzo mondo guarderà l'Italia perché cominciano le Olimpiadi invernali. Il mio grande sogno sarebbe che quelle Olimpiadi invernali vedano competere atleti russi e atleti ucraini, atleti israeliani e atleti palestinesi. Questo è il mio sogno, con le loro bandiere, con i loro simboli.
non perché odio uno, odio gli altri, però quello mi fa specie. Per la von der Leyen l'emergenza era comprare armi, comprare missili, comprare sommergibili, sottomarini, elicotteri per difenderci dall'invasione sovietica. Temo che per il pensionato o lo studente di Milano Marittima il timore non sia l'invasione dei carri armati sovietici, ma sia di come pagare la rata del mutuo a fine mese. E quindi il mio dovere è metterlo in condizione di farlo. 2 o 3 idee col ministro Giorgetti sugli stipendi della classe media li abbiamo. Per gli autonomi artigiani, flat tax da alzare in alto e rottamazione delle cartelle esattoriali è un'altra grande boccata d'ossigeno. Stiamo ragionando su altri temi, il superbollo delle auto, ad esempio, le assicurazioni delle auto. Ho incontrato le assicurazioni, l'RC Auto, col nuovo codice della strada, su cui mi hanno attaccato per mesi, ve le ricordate, da Vasco Rossi a Tizio, a Caio, 7 mesi, 1000 feriti in meno, 1000 incidenti in meno, 81 morti in meno e il 15% di multe stradali in meno. Meno morti, meno feriti, meno incidenti e meno multe. Cosa proverò a fare? Andare dalle compagnie assicurative a dire: se ci sono meno morti, meno feriti, meno incidenti, e magari ti diamo una mano a recuperare quelli che evadono l'assicurazione, che ci sono, hanno nome e cognome e sono in alcune zone del nostro straordinario paese, tu però mi abbassi il costo dell'assicurazione sulle auto a quelli che non creano problemi a nessuno. Unica cosa che mi dà fastidio del nuovo codice della strada, che è applicato e la gente la usa con testa, teoricamente anche i monopattini dovrebbero usare il casco, non devono andare in 2, non devono andare in marciapiede, non devono andare contromano e fanno quel cavolo che vogliono. Non vorrei dover arrivare al modello Parigi, perché io sono un liberale. Cosa ha fatto il sindaco di sinistra di Parigi? Ha molto semplicemente messo fuori legge i monopattini. Ecco, io non vorrei arrivare di sinistra, A me non piace proibire, a me non piace vietare, però se c'è una regola rispettala. Ieri ero a Roma, davanti al comando della polizia locale, in 4 sono passati a 2 sul monopattino contromano senza casco, davanti ai vigili. La colpa non è dei vigili, perché probabilmente hanno l'indicazione dei sindaci: vai a fare le multe a quelli in divieto di sosta che mi porto a casa più quattrini. Però devo dire che sono contento, anche perché un po' di segnali positivi si stanno vedendo, quindi è chiaro che ci piacerebbe fare sempre di più, però in 2 anni e mezzo, vi ricordate, avevano detto: se vincono quelli là aumenta il debito, aumenta lo spread, crolla la borsa, disoccupazione, sciagure, chiusura delle fabbriche, cavallette. Sono sfortunati, abbiamo lo spread oggi a 85, che era una roba fino imbarazzante, fra un po' meglio dei francesi. Ecco, essere meglio dei francesi mi dà una goduria che... Siamo in chiusura, e però io le chiedo uno sforzo di 2 minuti. Qui c'è un pubblico che la adora. Rispondo a tutto tranne che a domande sulla campagna acquisti del Milan. Quello è complicato. No, un pubblico che la adora, secondo me, perfino il pubblico che la adora non ha l'idea precisa di tutto quello che state calendarizzando da qui al 27, 28, 29, 32 nel suo ministero. Lei ha citato prima il ponte sullo stretto, ma qua si rischia in positivo di battere un quarantennale partito del non fare che in Italia ha bloccato tutto. Vogliamo dare una super pillola in 2 minuti di quello che si potrebbe realizzare fino al 32? Ma ovviamente quanti più cantieri apri, è chiaro che qualche disagio lo comporti, perché se oggi noi abbiamo, oggi che è giovedì, noi abbiamo sulla rete ferroviaria nazionale 1200 cantieri aperti, che è il record storico, e abbiamo, ragazzi, lascia sta, e 10.000, se no gliela do come moglie, quindi lascia sta, 1200 cantieri aperti e 10.000 treni che circolano per recuperare anni di
dimenticanza. Qua c'è qualcuno che ha fatto il ministro prima di me, diciamo che la sinistra ha gestito quel ministero per tanti anni. È chiaro che se per tanti anni non lavori sulle strade, sulle autostrade, sui ponti, sui porti e nelle ferrovie, e poi alla fine qualcuno il conto lo deve pagare. Però cosa stiamo preparando? Al di là, ripeto, di strade che magari non sono quelle di interesse mondiale, però per gli emiliani la Campo Galliano-Sassuolo ti fa la differenza. La Tirreno-Brennero per collegare il Mar Tirreno, Parma, la Lombardia, l'asse del Brennero, ti fa la differenza. Lavorare sul passante di Bologna per gli emiliani e per gli italiani ti fa la differenza. Però 2032, se tutto va come va, chiaro che quando scavi una galleria non sai cosa trovi nella roccia. Però 2032, a proposito di green, il primo treno unirà Milano, Torino e Lione con l'alta velocità a 250 all'ora. 2032 il primo treno unirà l'Alto Adige all'Austria, Fortezza Innsbruck, risparmiando mezz'ora, treno a 250 all'ora sotto le Alpi. 2032 la seconda metropolitana di Torino, che abbiamo finanziato. 2032 la metro C di Roma, che per i non romani non è una metro, ma è un museo, perché è quella che passa Altare della Patria, Fori Imperiali, Colosseo, arriverà allo Stadio Olimpico, alla Farnesina, Roma Nord, e quando scavi sotto il Colosseo è chiaro che devi essere tanto bravo. Ero a Firenze settimana scorsa, il passante sotto Firenze di 7 chilometri per separare l'alta velocità dai treni regionali, perché oggi se c'è un problema, un treno merci a Firenze, si blocca l'alta velocità fra Milano e Napoli, quindi li stiamo separando. 2032 il ponte, ma ne stiamo ragionando di tanto altro. Certo, le opposizioni, qualunque cosa accada, è colpa di Salvini. Se il treno arriva in orario è colpa di Salvini perché sei come il Duce. Se invece arriva in ritardo, ma non devi fare troppi cantieri, se no arriva in ritardo. Mi hanno dato la colpa settimana scorsa per quella disgrazia immane di quell'82enne che è entrato in autostrada contromano e ha creato un incidente con 4 morti. Amico mio, io però non posso mettere nel codice della strada che non puoi andare contromano in autostrada, perché tendenzialmente dovresti assumerlo. Però io penso che sia meglio avere il potere di cambiare le cose in meglio per gli italiani e essere attaccato dalle opposizioni che sbraitare ogni giorno contro un governo che avrà, per carità, dei limiti. Non siamo un governo di geni, di maghi, di Superman o di Fantastici 4, però ci eravamo presi degli impegni, e fra mille difficoltà, perché chi te lo va a sapere, e 2 guerre, e il caro energia, e il caro benzina, che adesso fortunatamente è sotto controllo, perché lo vedi, fai 1,6, 1,7 a seconda dei casi, e i dazi e la Cina. Però siamo qua da 2 anni e 9 mesi, penso che i risultati economici siano positivi, non vuol dire che abbia risolto i problemi degli italiani, però se non ha mai lavorato così tanta gente, io una piccolissima parte del merito me la prendo, perché 1 miliardo di lavori pubblici ti danno in media fra i 15 e i 20.000 posti di lavoro a fine mese. Se calcolate che sotto la mia responsabilità ci sono e ci saranno circa 200 miliardi di lavori pubblici, fra strade, autostrade, ferrovie, ponti, Olimpiadi, porti e aeroporti, moltiplica 200 miliardi per 20.000 posti di lavoro e fai tu la somma. Quindi ogni richiesta di dimissione della Schlein e di Conte, se corrisponde a 10.000 nuovi posti di lavoro, voi sbraitate che noi lavoriamo e sblocchiamo il paese. E quindi è questo che mi dà conforto. Buon lavoro Matteo Salvini. Ultima domanda, ma perché l'Schlein sorride sempre? È perché è contenta. No. Spezzo una lancia a favore di Elly. Qua secondo me non vale il detto il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi. No,
Io uso l'altro, quello di Charlie Chaplin, che diceva che una giornata passata senza un sorriso è una giornata persa. E quindi voglio pensare che Elly Schlein adotti il modello di vita di Charlie Chaplin. Quindi buon lavoro Matteo Salvini. grazie, viva la Romagna e viva la Lega. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.